Marani! No, che Marani? Siamo ai Brunse, no Marani! E costa un io! Vogliamo entrare! Ci permettete di entrare? Ok! Smontate pure! Che bello! Che bel castello! Ma che bel castello! Non dire. Grossi questi qua. Buongiorno. Salve. Andate con noi e prego accomodate. Prego accomodate. Pedalando intorno ai colli, viene voglia di sfidare il mistero che avvolge Castello Cini a Monselice. Un maniero molto antico, con segreti, leggende, fantasmi, spiriti inquieti che vagano tra le stanze di quello che è stato una torre difensiva, trasformandosi poi nei secoli fino a diventare una villa veneta. Allora, siamo qui al Castello di Monselice, uno dei punti più importanti a livello culturale e storico della città. Da qui si può camminare e pian pianino si arriva alla pieve di Santa Giustina, poi troviamo le 7 chiese, il santuario giubilare e pian pianino con un po' di fatica arriviamo alla torre al mastio di Federico II. Monselice è una città molto importante, anche oggi è uno dei punti più importanti della provincia di Padova, però nel passato ha avuto un ruolo fondamentale dal punto di vista strategico, militare e anche culturale. Se pensiamo che con Federico II è diventata capitale del Sacro Romano Impero, perché Federico II nel 1239 è sceso qui a Monselice per dirimere una questione tra Padova e Azzo d'Este. Immaginiamo che Monselice possa aver avuto un ruolo fondamentale nel Medioevo. Troviamo dei siti neolitici, dei siti dell'età del bronzo, quindi Monselice affonda le sue radici veramente all'alba dei tempi. È stata sempre molto importante e poi man mano che è passato il tempo ha avuto il dominio carrarese fino ad arrivare al dominio veneziano. Abbiamo parecchie manifestazioni, ma diciamo che la manifestazione clou è la Giostra della Rocca che si tiene in settembre e qui veramente chi viene a visitarci in quel periodo lì si immerge nel clima medievale. Ci sono 3 settimane, una più bella dell'altra, che termina con il corteo storico, che è il corteo storico riconosciuto più numeroso d'Italia, e la gara della Quintana. Ci troviamo nella stanza nel Salone d'Onore, la parte più rappresentativa del castello. Ci troviamo in questa meravigliosa stanza affrescata con i colori bianchi e rossi. Gli scacchi sono i colori di Padova, colori della famiglia Carrarese, l'ultima diciamo, che ha lasciato un segno molto evidente. Perché venire al castello di Monselice? Perché è proprio come fare un viaggio a ritroso nel tempo. Merita se non altro per gli arredi, per la sua storia per gli arredi e per i pezzi unici, come vi mostrerò adesso il famoso Cammino Carrarese del 1338. Stupendo, veramente. Senti. L'antichità.
Pensa che, come tutti i castelli che si rispettano, anche questo qua ha i suoi fantasmi, le sue presenze, i suoi spiriti. Fantasmi? Sì, pensa che il conte Cini racconta che non riusciva neanche ad entrare in alcuni ambienti, in alcune stanze, perché un soffio d'aria fredda gli prendeva la nuca fino a farlo svenire. Un soffio di aria fredda, capisci? E ancora oggi molte persone riferiscono di aver sentito un soffio d'aria fredda, perché prende la testa e proprio non ti viene quasi da svenire, capisci? E non riesci a... Ho i brividi, ho appena sentito un soffio d'aria fredda. molto fredda qua sulla nuca. E fantasmi, aria fredda. Sì. È stata uccisa proprio in questa stanza. Tu qua, sta qua, mi manca il respiro, fantasmi, aria fredda, mi scappo, aria fredda! Ci troviamo nella stanza del Camino Carrarese, camino del 1338, ha imboccatura di flauto o a pollice rovescio la particolare forma. Diciamo che questa è la stanza più suggestiva e particolare, definita stanza del Camino Carrarese ma anche stanza da gioco. Alle pareti potete notare 2 affreschi della scuola del Botticelli, un giudizio di Paride e un'allegoria all'amore. E qui ci troviamo in via del Santuario, quello alle mie spalle è il Duomo Vecchio di Monselice, la pieve di Santa Giustina, edificata intorno al 1256 e che sostituisce il Duomo che c'era all'inizio sulla sommità del Colle della Rocca. E invece di fronte a voi troverete il santuario vero e proprio, il santuario giubilario delle 7 chiese di Monselice, voluto nel 1605 dalla famiglia Duodo, approvato da Papa Paolo V con bulla papale e edificato tra il 1605 e il 1615. Qui si riusciva a ottenere la stessa indulgenza plenaria che si aveva visitando le 7 basiliche romane e infatti anche dal portale si legge l'iscrizione Romanis Basilicis Pares, come a Roma. Alla fine del percorso delle 7 chiese si trova Villa Duodo, che è appunto la villa di questa famiglia veneziana, e la facciata è stupenda, monumentale, purtroppo visitabile solo all'esterno, e sulla destra invece c'è l'oratorio di San Giorgio, che è la cappella privata voluta appunto dalla famiglia Duodo. Ragazzi, di tenere. Un attimo, scusa.